Quando diverse settimane fa i dipendenti comunali hanno iniziato ad organizzarsi per scendere in piazza, qualcuno può aver pensato che la manifestazione coincidesse con uno sciopero, invece no. I dipendenti del comune sono scesi in piazza di sabato, in un giorno festivo, una scelta che ha un significato preciso. Sicuramente abbiamo scelto il sabato per informare i cittadini e per non creare un disservizio, non solo per non chiedere risorse ai lavoratori, ma perché siamo convinti che ci sia un'alleanza tra cittadini e lavoratori per difendere la qualità del welfare di questa città. Lo scopo dei sindacati e dei lavoratori, insomma, è quello di stringere un'alleanza coi cittadini attraverso una campagna informativa come quella di oggi. Loro vivono praticamente ascoltando la propaganda del nostro sindaco, invece la situazione è ben diversa. Insomma. Il sindaco però potrebbe dire che questa è la propaganda dei sindacati. Senz'altro potremmo, comunque ognuno fa la sua parte, lui l'ha fatta per troppo tempo, forse adesso cominciamo a farla anche noi. Ma i punti di vista possono essere diversi anche tra i sindacati. In piazza Ferretto, ad esempio, la CISL non c'era. Probabilmente con una bella giornata saranno in spiaggia, tanto loro problemi non ne hanno. Sono rimasti anche l'altra sera fino alle 10 a trattare con l'amministrazione comunale, mentre tutte le altre organizzazioni sindacali che rappresentano oltre il 95% dei lavoratori comune hanno deciso di alzarsi dal tavolo, ma non per andare via o per rompere le trattative, ma perché ci eravamo fermati su un punto molto importante che è quello del confronto.